Cosa è successo in questo ospedale? Cosa c'è qui che voi siete rimasti in questo posto? Pietro, Pietro? Io ho capito, Pietro è cosa? Pietro, ma tu eri ammalato, eri qui, ricoverato in questo ospedale? Te lo ricordi? Ti ricordi quanti anni avevi quando sei morto? Te lo ricordi? Siete arrabbiati perché siete stati dimenticati? Perché questo posto è abbandonato a se stesso, non c'è più nessuno e dunque vi hanno dimenticato? È per questo motivo che siete arrabbiati? Chi è che sta parlando adesso? Mosè? Ma tu, Mosè, quanti anni hai? Ti ricordi quanti anni hai? Ma Mosè, tu cosa facevi in questo ospedale? Mi puoi raccontare cosa succedeva in questo ospedale? Prendi energia, per favore.
sento anche qualcuno che ha detto una parolaccia. Chi è stato? Mosè, ma che mansione avevi tu in questo ospedale? Aiutavi i pazienti? Sì. E tu, Pietro, invece eri malato qui? Ma per quanto tempo sei stato qui dentro? Quanto tempo sei stato qui ricoverato? Per quanto tempo sei stato ricoverato qui? Ma c'è qualcuno di più? Io sento passi. C'è qualcuno di voi che sta camminando? Pietro, io ti ho chiesto se ti ricordi quanto tempo sei stato qui dentro in ospedale. Per anni. Sei morto qui? Sei morto qui? Ma io la donna che sento ogni tanto in mezzo a voi. Chi è? Mi sembra di aver sentito. Si chiama Angelina? Sei tu, ti chiami Angelina? C'è una donna con voi che si chiama Angelina? Siete in 7 qui sotto?
7. 2 volte, non confermato. Ok. Ma chi è che lavorava qua di voi? Chi lavorava qui? Tu, Mosè, lavoravi qui? Io ho sentito il nome di Mosè e Pietro. C'è qualcun altro che vuol darmi il suo nome? Volete dirci qualcosa di voi? Angelina, io ti ho sentito che sei qui in mezzo a loro. Sempre che tu ti chiami Angelina. Ti chiami Angelina? Mi senti aiutante? Mi puoi dire tu come ti chiami, per favore? Come ti chiami? Ma facevi l'infermiera qui? Lavoravi qui? Ma vi ricordate che siete morti qui? Ve lo ricordate? Lo sapete di essere morti qui? Sì. Certo. Ok. Io ho chiesto prima, potete fare un piccolo rumore? Avete l'energia per fare un piccolo rumore per farci sentire che siete qui? Qui, ma nella vita, cosa facevi, Mosè, oltre che a lavorare qui?
Te lo ricordi? Pietro, sei ancora qui anche tu? Pietro risponde sempre, Pietro. Pietro, ma prima che tu ti ammalassi, cosa facevi? Che lavoro facevi? Avrei capito sbagliato, ho sentito prete. Ma Pietro, tu eri un prete, eri il prete dell'ospedale? Ed eri sempre qui? Te lo ricordi? Eri un sacerdote che veniva a visitare i malati qui in ospedale? Prendi energia? Mi puoi rispondere per favore? Eri il sacerdote, io ho sentito prete. Prete, sacerdote che veniva qui in ospedale a visitare i malati. O eri malato tu? Eri malato tu? Allora eri tu il sacerdote o veniva un prete a visitarti quando eri malato? Ho capito, qui sotto c'erano gli obitori dove c'erano le persone morte. Chi è che veniva qui sotto di voi? Chi è che lavorava qui sotto? Io ho sentito qui sotto, c'era qualcuno che veniva qui sotto? Sì. Pietro. Tu Pietro venivi qui sotto, cosa venivi a fare qui sotto?
Perché venivi qui sotto? Perché venivi qui sotto, Pietro? Mi puoi rispondere, Pietro? Perché scendevi qui? Per quale motivo? Perché qui c'erano i morti. Pietro, mi puoi rispondere? Pietro? Ah, ok. Ma perché, Pietro, c'è sempre qualcuno, non so se sei tu o qualcun altro, che dice aiuto? Chi è? Chi è di voi che sta chiedendo aiuto? Sento freddo. Prova a riaccendere la lampada, vediamo, perché magari la spostiamo là. Vediamo, perché è un pezzo che io lo sento arrivare da là all'aria. Fredda. Sì, sì, fredda. Ci siete? Oh, è successa la stessa cosa dell'altra volta. Morta. La black box non sta più parlando. Guarda. È tutto fermo. Chi c'è qui davanti a noi? Chi c'è qui davanti a noi? Chi c'è qui davanti a noi? Mi puoi dare il tuo nome? Sì, per lui è. È stato anche un rumore, sentito? Mica fuoco. Vedi? Potete rifare il rumore che io ho sentito adesso? Per favore? Un piccolo rumore.
Pietro, sei sempre tu o è qualcun altro? Pietro? Va bene. Ciao Pietro, ascolta. Sei sempre tu. Sei qui vicino a noi. Sei vicino a noi? Vuoi dirci qualcosa ancora? Risposte ne abbiamo avute non poche, sinceramente, che bisognerà estrapolare dallo Zoom ciò che io ho sentito, e magari così non si riesce a capire. È sempre un posto che ha tanto da raccontare e sinceramente sono molto soddisfatta di queste risposte che ho sentito. Vedete, loro continuano a rispondere tramite la RANPod. Comunque facciamo... Sì?